Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Coach Vitucci, un commento. Chiaramente sono molto dispiaciuto dell'esito di questa partita, perché eravamo cominciata tutto sommato bene nel primo tempo, abbiamo fatto un buon primo tempo e poi lentamente, gradualmente gli avversari hanno utilizzato al meglio le loro grandi qualità di scaltrezza, soprattutto di esperienza, e quindi anche con giocatori della panchina che hanno dato un contributo importante da questo punto di vista. Noi, a fronte di un primo tempo sicuramente molto buono, un brutto inizio dove abbiamo subito dilapidato il vantaggio, quindi abbiamo rimesso in partita. Poi non abbiamo trovato un filo che ci portasse avanti in maniera più ordinata dal punto di vista offensivo, in primis, quindi mentre noi sappiamo che hanno questa potenzialità in attacco da segnare come hanno fatto oggi 97-100 punti, perché non è la prima volta che lo fanno. Noi nel secondo tempo invece non abbiamo avuto la capacità offensivamente di replicare in questa maniera. Quindi, chiaro che volevamo vincere veramente fortemente questa partita per tanti motivi, per staccarci dal fondo classifica, per cominciare questo campionato finalmente, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo pensare bene. Ovviamente io ho le mie responsabilità, perché sono il campionato oggi il Jolly, insomma, c'è qualcosa evidentemente in questa squadra che manca, no? Questo pezzettino che noi recriminiamo sempre che ci manchi per arrivare a cogliere il risultato, nonostante le partite le giochiamo abbastanza alla pari. Questo pezzettino evidentemente è un pezzettino che nel meccanismo è molto importante, quindi la chiave di volta va cercata con un'analisi che deve essere lucida, chiaramente, che deve essere fatta a mente fredda, con tutte le componenti, e capire come sbloccare questa squadra. Secondo lei è più una questione mentale o tecnica questo aspetto qua di cui lei ha appena giustamente parlato? Ma dal punto di vista mentale sicuramente un po' di emotività in più del necessario in alcuni momenti si è vista, qualche esitazione, qualche conclusione non abbastanza determinata. Questa è sicuramente figlia di un controllo relativo di quello che stiamo facendo, quindi di una consistenza che qualche volta non è delle migliori, perché è un po' mentale, ma evidentemente anche dal punto di vista tecnico. Quindi le due cose vanno abbastanza pari passo. Frank, mi è sembrato che all'inizio del terzo quarto abbiate avuto un brutto calo in difesa. Avete perso solo 3 palloni in tutto il primo tempo. Poi in 2 minuti, 3 minuti, ne avete persi 3, uno più sanguinoso dell'altro. La partita è girata lì. Infatti è girata lì soprattutto perché loro si sono riagganciati, e chiaramente la Scafati è una squadra portata punto a punto a giocatori che hanno quell'esperienza, quella consistenza, quella determinazione. Ci abbiamo visto Strelniex, per esempio, no? che è un giocatore che ha un'esperienza importante e che l'ha messa tutta quanta nella bilancia, quindi diciamo che l'errore è stato aver sciupato subito per il piccolo vantaggio che avevamo a fronte di un buon primo tempo, far ritornare in partita, e quindi una squadra così che ha fatto lo squalo, come dire, è andato da Zanacci, che poi si subentra un pochino appunto di emotività, un pochettino di un cavo di qualcuno, uno scarso apporto di quell'altro, non una grande rotazione. Giocato, ha cercato di dare il proprio meglio, sicuramente dal punto di vista
regia di Roma sarebbe servita, poi questo è un capitolo a parte, non è che anche perché penso che non ci fosse la vice lo stesso, come è successo nel Emilia, mancava anche Zanelli. Quindi insomma, ripeto, questo pezzo è quello che abbiamo bisogno di analizzare rapidamente, in modo approfondito, con tutte le componenti e capire cosa bisogna fare. Quanto fanno male i fischi del pubblico? Molto, ma sono, cioè purtroppo io ho questa doppia veste, allora non solo per le aspettative che ci sono, per il fatto che io sono di qua, perché insomma c'è tutto un supporto legato al club, ai tifosi, alla città che non deve assolutamente andare sprecato. La mia doppia veste quindi di cittadino, come dire, e anche di allenatore mi fa soffrire di più, ma li capisco perfettamente, perché se fossi dall'altra parte fischierei solo per la rabbia, come dire, perché è giusto che sia così, insomma, perché a un certo punto bisogna vincere, perché questo qua è uno sport dove il risultato è richiesto, la massima applicazione richiesta, e quindi quando questa cosa qui non è perfettamente allineata è normale che le persone che vengono siano un po' incazzate, quindi sta a noi è sempre la squadra che deve dare il primo input, perché il supporto c'era anche stasera come nelle altre partite, forse ne abbiamo abusato e quindi la contestazione è assolutamente legittima. Senti Frank, hai parlato di Stranieks, hai fatto una gran partita, però a questo punto è inutile nasconderci, non l'ha vinta lui, però in regia state avendo dei problemi, perché Stranieks ha fatto una grande partita, Robic ha fatto una grande partita, voi avete fatto le cose migliori con il cosiddetto passo di termine difensivo, quello con Fagiano e Zanelli. Quando hai rimesso i titolari avete fatto più fatica. No, infatti è una lettura che giustificabile, non è, insomma, è stato abbastanza evidente che a questo livello qua bisogna pretendere di più dal playmaking sicuramente, non solo da lui, perché adesso non solo che però bisogna pretendere di più, perché il livello è alto, perché dall'altra parte i due playmaker sono Robinson e Stranieks. Venezia è venuta qui con Nicolao spesso, quindi noi dobbiamo almeno riuscire a fronteggiare questo tipo di importanza che ha quel ruolo lì. Alessandro è stato anche bravo, perché poi tutto una settimana non precisa, certamente il nostro playmaker titolare, quanto l'allenatore, quanto qualche altro suo compagno, insomma, è chiamato a dare prova di maggior consistenza, perché adesso il tempo corre, sono passate 6 partite, più il campionato, quindi vorrei a un certo punto mettere in campo il meglio di sé. Il calcio è fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group.